È evidente che se c'è un divieto di sosta significa che in quel luogo non è possibile parcheggiare, un concetto semplice ma evidentemente difficile da digerire per tanti automobilisti che ieri hanno ritenuto di poter infrangere quanto imposto dalla segnaletica e lasciare l'auto lungo la via panoramica dei templi. Chiariamo qualcosa di ovvio: il divieto di sosta risponde a precise tutele offerte da chi gestisce l'ordine e la sicurezza, che sono finalizzate a garantire i pedoni e i veicoli in transito. Non è certamente un piacere imposto dalle autorità per qualsivoglia brama di comando, e in questi casi, come è accaduto ieri, le multe giustamente fioccano. Nella domenica di apertura gratuita del parco la polizia locale ha elevato centinaia di verbali. In molti lamentano che l'unico parcheggio, che si trova nei pressi del Tempio di Giunone, possiede una capienza limitata e pertanto la sosta delle auto in area vietata diventi quasi un fatto di necessità. Questo è anche vero, ma non basta giustificare un comportamento di non rispetto delle regole imposte per la sicurezza stradale. E a questo punto, se da un lato cittadini e utenti della strada lamentano che non ci siano spazi numericamente adeguati a garantire l'ordinata sosta delle auto, dall'altro bisogna offrire agli stessi la possibilità di osservare gli obblighi imposti dalla segnaletica. In questo caso potrebbe intervenire il Comune di Agrigento con una gestione più strutturata del traffico veicolare. Intendiamo dire che l'apertura gratuita mensile dei siti archeologici è un evento con un flusso di visitatori notevolmente incrementato rispetto ai restanti giorni del mese e pertanto necessita di un intervento straordinario. Sfruttare dunque il parcheggio di Piazza Ugo La Malfa e dotarlo per l'occasione di bus navetta sarebbe una soluzione comoda, immediata e sicura per visitatori e automobilisti. Invero, sappiamo che la città non ha avuto ottime esperienze con la gestione dei bus navetta, ma si potrebbe provare con le domeniche di fruizione gratuita della valle per cominciare a testare il servizio e metterlo a punto, rendendolo efficace, chissà, per la prossima festa del mandorlo in fiore.